Un materasso lurido, qualche cartone, brandelli di coperte intrise di sudiciume, accanto un rudimentale braciere, null'altro che una pirofila di alluminio riempita di tocchi di carbonella e qualunque materiale infiammabile raccattato per strada. Una ciotola con gli avanzi di un pasto e tutt'attorno uno stuolo di rifiuti, bottiglie, deiezioni, una stanzina angusta con l'unica finestra murata. È questa la tomba di 3 ragazzi nell'ex Configliacchi di Viareni, all'Arcella, a Padova. 3 giovani, uno dei quali non ha ancora nemmeno un nome certo. 2 sono tunisini, avevano 18 e 24 anni. A trovarli nella tarda serata di sabato, ormai senza vita, sono stati altre 2 persone di origine straniera che, come loro, in quel dedalo cadente cercavano riparo. A ucciderli invece sarebbero state le fatali esalazioni di monossido di carbonio partite proprio dal braciere acceso per trovare ristoro dalla pioggia battente in un casermone fatiscente che è da tempo rifugio per coloro che, persino nella catena alimentare della vita di strada, sono gli ultimi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 8 gennaio 2024, questa è la prima puntata dell'anno e la prima notizia del giorno riguarda purtroppo una tragedia che ha coinvolto alcune persone in stato di marginalità. 3 persone senza dimora uccise dal monossido di carbonio nel regno del degrado. Questo è il titolo del Gazzettino di oggi. Padova, giovani di origine magrebina stroncati dalle esalazioni del braciere. Uno aveva solo 18 anni, avevano trovato riparo in una lurida stanzetta con la finestra murata nell'edificio abbandonato. L'articolo per il Gazzettino è di Serena De Salvador e in apertura abbiamo letto le prime righe appunto del pezzo. I 2 identificati sono persone di origine tunisina che avevano condiviso il pasto forse con un connazionale. Entrambi avevano precedenti per spaccio, scrive sempre il giornale di Venezia. Un materasso sudicio e qualche coperta sporca attorno alla pirofila riempita di pezzi di carbonella. I 3 sarebbero morti nel sonno. La notizia su tutti i quotidiani locali, vediamo i quotidiani del gruppo NEM, la tragedia della disperazione, Invisibili, la strage dell'Epifania, 3 morti nel palazzo abbandonato, i senza tetto trovati attorno a un braciere all'ex istituto per ciechi a Padova. L'ipotesi è che siano stati uccisi dalle esalazioni. Il decesso potrebbe risalire al massimo a qualche ora prima del ritrovamento. Il PM Silvia Golin ha aperto una indagine, ordinato le autopsie sui corpi dei 3, quindi aperta un'inchiesta. Ma cosa ci facevano lì dentro i 3 ragazzi? Chiaramente cercavano riparo, si erano chiusi in una stanza senza finestre per restare più al caldo. Sui quotidiani del gruppo NEM gli articoli sono di Carlo Beltotto e di Edoardo Fioretto, che racconta la vicenda, la storia delle vittime, la vita finita a 18 anni tra le immondizie, la solitudine e il degrado. Di origine tunisina, il più grande aveva 24 anni e qualche precedente. Quel giorno si erano trovati nell'edificio diventato rifugio per sbandati, calcinacci in terra, vestiti marci, muffa e pavimenti ricoperti di escrementi. Questo è quel che c'è all'interno del palazzo abbandonato. L'ex sezione staccata dell'Istituto per non vedenti Luigi Configliacchi dell'Arcella, scrivono sempre i quotidiani del gruppo NEM, rappresenta uno dei grandi buchi neri della città. Dal 2011 è diventata luogo di rifugio notturno per persone senza dimora. Leggiamo per spacciatori, in genere di origine magrebina, per persone con dipendenze e per appunto senza tetto. Assidui i controlli delle forze dell'ordine, ma appunto controlli che non hanno potuto evitare la tragedia. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi parlando di sanità, la sanità veneta, i problemi della sanità, come scrivono i quotidiani del gruppo NEM. Gli ospedali veneti a caccia di infermieri, nuovo maxibando per 439 assunzioni. Tanto
tante sono le carenze d'organico appunto negli ospedali, nelle strutture sanitarie venete. Soltanto le ULSS veneziane ne chiedono 154 e poi 95 nel bellunese, si pensi quindi alle proporzioni per un territorio come quello di Belluno, che ha circa 200.000 abitanti contro gli oltre 900.000 della provincia di Venezia. Si stima che in tutta la regione manchino 2.000 infermieri, allora verrebbe da chiedersi perché le assunzioni previste sono solo 439. L'articolo è di Laura Berlinghieri sulle pagine, come abbiamo detto, dei quotidiani del gruppo NEM. Le candidature degli infermieri dovranno pervenire entro giovedì prossimo, questi i tempi quindi abbastanza stretti del concorso per assunzioni di infermieri in Veneto. Nel frattempo il Partito Democratico con la consigliera regionale Anna Maria Bigon punge l'amministrazione Zaia e dice: serve un aiuto burocratico per i medici. Il commento arriva a margine dell'assegnazione di 43 nuovi medici di famiglia alla provincia di Verona. La vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, Bigon, appunto del Partito Democratico, dice: i corsisti possono rappresentare un contributo ma non sono la soluzione, perché hanno in carico un numero limitato di assistiti e coprono zone ridotte. Soprattutto resta ancora del tutto scoperta l'area amministrativa di supporto ai medici, che si trovano oggi ostaggi di un enorme lavoro burocratico. Zaia conosce la situazione dei pronti soccorso, continua Bigon, sa che i cittadini aspettano ore, buona parte di questi accessi sarebbero stati evitati con una forte e funzionante medicina territoriale. Venga garantito un supporto amministrativo immediato di almeno 14 ore settimanali ad ogni medico, in vista dei tanti pensionamenti che avverranno a breve. Questa è la posizione quindi del Partito Democratico in regione rispetto alla medicina territoriale e alle anche qui carenze, buchi nella rete dei medici di famiglia che, secondo appunto Bigon del Partito Democratico, sono lasciati soli di fronte anche alla burocrazia. Nessuno, o comunque insufficiente, il supporto da parte della regione. Ma voltiamo pagina, proseguiamo con un tema strettamente legato alla politica regionale. Bottaccin lega l'ultima lite sui 19 milioni per Belluno. E allora di cosa si tratta? Di chi si tratta anzitutto? Giampaolo Bottaccin è l'assessore regionale all'ambiente nella giunta Zaia ed è un esponente del partito di Matteo Salvini, la Lega. Ma proprio con il suo partito sta da tempo, anzi lo possiamo dire con certezza, litigando e ai ferri corti, tanto che sarebbe vicino a la rottura, un passaggio verso Forza Italia. Forse questo almeno è quello che si legge sui quotidiani da qualche tempo. Oggi però il punto di frizione, la questione che lo vede contrapposto al suo stesso partito è relativo all'autonomia speciale della provincia di Belluno. Riguarda insomma una questione di soldi, 19 milioni di euro per Belluno, che arrivano da cosa? Dalle grandi derivazioni idroelettriche, vuol dire i soldi dell'energia idroelettrica. Alla vigilia dell'incontro con Stefani, segretario regionale del partito, il possibile strappo sull'idroelettrico. Lo leggiamo sul Gazzettino di oggi, l'articolo è di Angela Pederiva. L'idea di Silvia Rizzotto, donna forte della Lega in Consiglio regionale, presidente della commissione urbanistica che è competente in materia. Ebbene, contestare il riparto della giunta per la seconda volta di fila succederebbe. Ma qual è il riparto previsto? Secondo la giunta Zaia e quindi secondo la volontà dell'assessore leghista e bellunese Giampaolo Bottaccin, il 100% del gettito provinciale, quindi l'intero gettito provinciale proveniente dagli impianti idroelettrici, deve rimanere alla provincia di Belluno, diversamente da quello che accade nelle altre province, dove invece il gettito viene ripartito almeno per una quota sulla base della popolazione.
Insomma, la Lega vuole mettere le mani anche su queste risorse che finora sono state destinate soltanto a Belluno per la sua specificità di zona montana e per la sua autonomia che è prevista anche dallo statuto regionale del Veneto. Il PD attacca, sarebbe un tradimento dell'autonomia. Questa, scrive ancora il Gazzettino, potrebbe essere l'ultima goccia che fa traboccare il vaso verso Forza Italia. Si parla appunto sempre di Bottacin, che potrebbe proprio su questa vicenda arrivare alla rottura. 28 milioni in totale il tesoretto veneto legato alle grandi derivazioni idroelettriche. 19 di questi milioni arrivano proprio da Belluno e lì finora sono rimasti distribuiti appunto alla comunità locale. La Lega vorrebbe cambiare questo aspetto e proprio qui si innesca la lite con l'assessore Bottacin e probabilmente uno strappo che a questo punto è atteso nei prossimi giorni. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima sui quotidiani del gruppo NEM riguarda sempre la montagna, in questo caso le vacanze bianche. Il richiamo delle piste è più forte del caro sci, le Dolomiti possono gongolare. Primo bilancio delle festività, crescita a 2 cifre per gli ingressi agli impianti. Gli imprenditori della montagna, che sono appunto quelli che in questo caso gongolano, dichiarano la qualità dei servizi giustifica i prezzi. Si registrano molti arrivi dall'est Europa, così leggiamo nell'articolo di Francesco Dalmas per i quotidiani del gruppo NEM. Infine, l'ultima notizia di oggi, torniamo sul Gazzettino, riguarda la Pedemontana. Dopo l'ultima inaugurazione di dicembre, i flussi sono in crescita sulla 28, ma il canone nei confronti di SIS, il costruttore della Pedemontana appunto, è ancora sospeso. Come mai? Beh, è presto detto. Lo si legge nella delibera 1654 del 22 dicembre scorso, pubblicata nell'ultimo numero del BUR, cioè il bollettino ufficiale della Regione Veneto, dove si ricorda che il canone di disponibilità sarà pagato non appena tutto sarà pronto, e poiché la Pedemontana non è ancora interamente realizzata, allora la Regione non ha ancora cominciato a pagare le rate del canone concordato al costruttore, alla SIS della famiglia Dogliani. Testuale sulla delibera: rimane inteso che il canone di disponibilità di quell'articolo 21,3 del terzo atto convenzionale inizierà ad essere computato e corrisposto dal primo giorno del mese successivo alla data della messa in esercizio dell'intera infrastruttura come individuata nel progetto allegato al testo convenzionale, asse principale, viabilità secondaria, aree di servizio eccetera, in quanto funzionali. E siccome manca ancora l'innesto sulla 4 nel casello di Montecchio Maggiore, mancano ancora le aree di servizio e insomma non tutte le opere previste sono funzionanti, allora i 160 milioni di euro l'anno per 39 anni di seguito devono ancora iniziare ad essere pagati dalla Regione, ma il debito è lì che pesa come un macigno per i prossimi 40 anni appunto della Regione Veneto. Nel frattempo Zaia festeggia: abbiamo creato il passante alto del Veneto. Chi arriva da Trieste esce dalla 4, raggiunge Conegliano da Portogruaro, si innesta nella 27 e imbocca la SPV. Vedremo anche qui come proseguirà questa vicenda e a quanto ammonteranno i pedaggi che saranno introitati dalla Regione del Veneto nei 14 caselli autostradali della superstrada pedemontana. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.